Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. A Catania proseguono le indagini per la morte di Santoré, il trentenne pasticcere, lavoratore del Bar 40, ucciso con un coltello da un parcheggiatore abusivo senza permesso di soggiorno. Ad incastrare l'aggressore, le telecamere e 2 testimoni. La città è sconvolta per il delitto avvenuto ad Ognina, cresce l'insicurezza tra i catanesi che chiedono più controlli e presidi delle forze dell'ordine. L'amarezza e il dolore del sindaco Trantino, questi qua, dice al nostro TG, se ne devono andare. Messina, arresti domiciliari per un imprenditore che aveva stretto un patto con la famiglia mafiosa dei barcellonesi per essere favorito nei lavori di ristrutturazione edilizia e del bonus del 110%. Caso Viso, dentro centinaia di pazienti siciliani truffati nei centri chiusi improvvisamente. Gli esperti spiegano al nostro TG come difendersi. Il Codacons intanto ha depositato nuovi atti in procura per conto di alcuni cittadini coinvolti. Il ponte del 2 giugno con sole e caldo in Sicilia, tanti turisti nell'isola, tutto esaurito sugli aliscafi per le isole Eolie. 25esimo scudetto della storia, il 6º consecutivo per l'equipe Orizzonte Catania che questo pomeriggio alla piscina di Inesima ha battuto 7-5 la SIS Roma in gara 3, la gioia della squadra e della città. Calcio, il Catania si prepara ad un mese decisivo per la programmazione di un campionato che vuole essere di vertice. Rinviato alla prossima settimana invece l'incontro tra Grella e Toscano. Ucciso con un coltello da cucina di grosse dimensioni. Proseguono le indagini per la morte di Santoré, il trentenne pasticcere, lavoratore del Bar 40 di Catania, aggredito mortalmente da un parcheggiatore abusivo senza permesso di soggiorno, che è stato arrestato. Orazio Longo. Un carabiniere libero dal servizio che aveva notato le ultime fasi della colluttazione ha rinvenuto e consegnato ai poliziotti l'arma del delitto, un coltello da cucina di grosse dimensioni sporco di sangue. Sono i dettagli dell'aggressione che ha portato all'omicidio di Santo Salvatore Giambattista Re, trentenne pasticcere del Bar 40 e padre di una bimba di 4 mesi, ucciso a Ognina a Catania. 2 testimoni oculari e le immagini dei sistemi di videosorveglianza accusano un 37enne posteggiatore abusivo originario dello Zimbabwe, John Obama, in Italia senza permesso di soggiorno e già noto agli investigatori per essersi scagliato contro i vigili urbani nel 2019. Adesso nelle immagini della polizia sarebbe lui l'uomo vestito di chiaro e col cappellino mentre fugge dopo l'accoltellamento. Quando è stato bloccato dagli agenti in via Alcide De Gasperi, angolo via del Rotolo, aveva i vestiti e le mani sporche di sangue. Durante le fasi dell'arresto ha pronunciato frasi sconnesse e senza senso riferendo il nome della vittima farneticando, riportano gli inquirenti. Da ricostruire il movente che potrebbe essere legato a un diverbio per delle vaschette di plastica. La vittima, terminata la giornata lavorativa, si era avviata verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo. L'alterco a metà rampa con l'uomo che nel giro di poco sferra alcuni fendenti all'addome e al braccio. Il giovane, nonostante le gravissime ferite, è riuscito a fuggire verso il bar per chiedere aiuto mentre il presunto assassino fuggiva. Santoré è morto poco dopo all'ospedale Cannizzaro. In questura è stata sentita una coppia di giovani che si trovava nel porticciolo e che ha assistito alla scena del delitto. I colleghi di lavoro hanno riferito che la vittima conosceva bene l'indagato, al quale spesso tutti loro offrivano da mangiare e anche vestiti. Sul corpo di Santoré sarà eseguita l'autopsia. Il pubblico ministero ha disposto la custodia in carcere per John Obama in attesa dell'udienza di convalida. Santo è morto per negligenza da parte dello Stato, così ha scritto in un post una collega appunto della vittima, ma sono tanti i cittadini catanesi che insorgono e soprattutto che chiedono maggiori controlli e più sicurezza. Eva Spampinato. Mi sento perché lo conoscevo a Santo e onestamente non ce la faccio, ma non ne abbiamo sicurezza a Catania. Oggi in lutto non c'è solo il bar dove lavorava Santoré, c'è tutta la città, una comunità arrabbiata, indignata, che si sente sopraffatta e sola davanti ad uno stato di degrado che avanza. Non mi sento sicuro a Catania, perché se succede questo e non è perché è stata una persona di colore, perché succede anche con le persone del posto. Uno esce con la paura, perché ormai le persone hanno questa aggressività. Oggi per oggi ci dobbiamo stare zitti. Abbiamo visto che proprio ci ha fatto paura, a me e mia figlia, che portiamo spesso la bambina qua, dove ci sono le papere.
A Catania non si vive più, si sopravvive. Lo dimostra l'omicidio del giovane pasticcere, che non è stata una fatalità, non è stato un incidente, è stato il risultato di un sistema di giustizia e sicurezza che fa acqua da tutte le parti. Lo dice la gente, che oggi si ferma a guardare attonita il cartello di lutto appeso al bar. Lo dice Samantha, sua collega di lavoro, che accusa Santo non è morto solo per mano di un assassino, è stato assassinato da un sistema giudiziario viziato dalla burocrazia. Santo è morto di negligenza da parte dello Stato. Continuava a rimanere là. Sì, vuol dire che non hanno i mezzi oggi per fare diversamente. In Italia la legge deve essere più dura. La colpa è del sistema. Qua l'Italia è questa, cosa dobbiamo dire? Il problema è mantenere un ordine pubblico, una pulizia. È una città che potrebbe vivere di turismo e invece non possiamo vivere di turismo perché purtroppo non veniamo né protetti né salvaguardati. Abbiamo solo tante multe per i parcheggi, non esistono alternative. Ma quel che è peggio è che i catanesi sono rassegnati, consapevoli che chi rispetta le regole paga il prezzo più alto e che ci si deve salvare da soli. Dura la reazione anche del sindaco di Catania Trantino. Al nostro telegiornale ha detto: questi qua se ne devono andare. Sentiamo. Sorge l'amarezza, il dolore, lo sgomento. Pensi a un ragazzo che non c'è più, pensi a una bambina di pochi mesi che non avrà più un padre, e tutto questo inevitabilmente incide, facendo maturare anche un senso di prostrazione. Noi dobbiamo reagire, lo dobbiamo fare prontamente, dobbiamo concentrare gli sforzi ancora più di come abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo anche essere bravi a individuare delle soluzioni alternative, dove per noi intendo non solo l'amministrazione locale, ma tutte gli apparati dello Stato, anche perché viviamo in una condizione di debolezza endemica nel momento in cui i decreti di espulsione poi non possono essere eseguiti per varie ragioni che non sto qui a dire. Però la gente si attende di poter vivere in una città più tranquilla, in una città più sicura, e questo lo si può fare laddove certi soggetti che sono stati ospitati, gli è stata data la possibilità di essere accolti, ma alla fine hanno dimostrato di non meritare questa nostra generosità, questi qua se ne devono andare. Cambiamo argomento. Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nella Catanese. La piccola era nell'auto guidata dalla madre che si è schiantata contro un muro. La piccola è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La mamma, che ha riportato invece diverse ferite, non sarebbe in pericolo di vita. A Messina, provvedimento cautelare ai domiciliari nei confronti di un imprenditore che aveva stretto un patto con la famiglia mafiosa dei barcellonesi per essere favorito nei lavori di ristrutturazione edilizia e del superbonus 110. Francesco Triolo. Arresti domiciliari per un imprenditore edile di 46 anni, Mariano Tindaro Ilacqua, indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Il provvedimento del riesame è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Messina nell'ambito dell'inchiesta condotta sulle infiltrazioni della famiglia mafiosa di Barcellona nei lavori di ristrutturazione edilizia e dell'efficientamento energetico, il cosiddetto bonus del 110%, che lo scorso 3 dicembre aveva portato in carcere altre 2 persone. L'imprenditore indagato per concorso esterno avrebbe proposto a Mariano Foti, attualmente in carcere, di favorire la propria società in cambio della protezione e del sostegno del sodalizio mafioso nel reperimento degli immobili sui quali eseguire i lavori. L'imprenditore quindi avrebbe procurato somme di denaro al clan e assicurato l'affidamento di subappalti a ditte ad esso riconducibili. Le commesse, in particolare a Barcellona, Pace del Mela, Furnari, Terme Vigliatore e Milazzo, con conseguenti maggiori profitti. 9 agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel carcere di Trapani durante un'aggressione da parte di un detenuto di origini ghanesi, già noto per fatti analoghi. Dopo aver aggredito e ferito un poliziotto, nel momento in cui doveva essere trasferito in una cella singola, si è scagliato con violenza, ferendo invece altri agenti, ha denunciato Gioacchino Veneziano, segretario della Wilpac Sicilia.
Una 56enne si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco all'interno della sua auto nelle campagne di Contrada San Bartolo tra Niscemi e Caltagirone. Siamo sempre nel catanese. La donna è stata trasferita d'urgenza in elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove c'è il reparto grandi ustioni. Il gesto sarebbe da collegare ad uno stato di fragilità psicologica della donna. E adesso invece torniamo al caso Visodent, alla chiusura dei centri. Centinaia di cittadini da tutta la Sicilia raccontano le loro storie di pazienti che si sentono truffati, reato tra l'altro ipotizzato appunto dalla Procura di Catania. Come muoversi per cercare di salvare il salvabile? Lo abbiamo chiesto ai legali delle associazioni dei consumatori. Intanto il Codacons ha depositato nuovi atti in procura per conto di alcuni cittadini coinvolti appunto nell'ambito delle azioni legali avviate a tutela dei loro diritti. Orazio Longo. Il fascicolo è aperto e sono sempre di più i pazienti che continuano a denunciare prestazioni sanitarie mai erogate o concluse nella vicenda della improvvisa chiusura delle cliniche Visodent. Il reato ipotizzato dalla Procura di Catania è quello di truffa. Centinaia di segnalazioni da tutta l'isola con cittadini che si sono ritrovati all'improvviso senza cure, senza documentazione clinica o comunicazione ufficiale, lasciati con apparecchi odontoiatrici installati, interventi in corso e con finanziamenti attivi per prestazioni mai completate o nemmeno iniziate. Cosa si può fare? Secondo l'avvocato Calì di Confconsumatori non tutto potrebbe essere perduto. Il consiglio è quello di inviare una diffida alla società invitandola alla prestazione pena la risoluzione del contratto e qualora dovesse continuare l'inadempimento si risolve il contratto principale e si risolverà anche quello collegato di finanziamento. Nelle more consiglierei di pagare comunque le rate perché altrimenti i consumatori, il danno e la beffa rischierebbero di essere segnalati quali cattivi pagatori in caso di ritardato o mancato pagamento. Per chi ha già pagato in tutto o in parte, il legale spiega che si ha diritto al rimborso delle somme, ma non conoscendo il futuro della società si dovrà capire se sarà possibile ottenerlo realmente. La Corte Costituzionale riconosce i diritti delle famiglie arcobaleno. I figli nati da procreazione assistita all'estero potranno avere due madri legali. Una sentenza storica che tutela l'identità dei minori e celebra l'amore e la responsabilità condivisa, come nel caso a Catania di Vicky e Maria Rita con il piccolo Samuele. Ci racconta questa storia Eva Spampinato. Dietro a quello che potrebbe sembrare una semplice legge per gli altri, per noi veramente è stato un piccolo miracolo. Vicky e Maria Rita finalmente possono essere riconosciute dallo Stato come una vera famiglia e soprattutto come due madri. La Corte Costituzionale infatti ha pronunciato una sentenza che cambia il destino di tante famiglie arcobaleno. I figli nati da procreazione medicalmente assistita all'estero potranno finalmente essere riconosciuti come figli di entrambe le madri. Questa è una grande conquista, prima di tutto per i bambini, perché è il diritto del minore ad essere garantito, il diritto ad avere due genitori sin dall'inizio, proprio dal momento della nascita. Abbiamo avuto Samuele tramite il metodo Europa. Io sono stata la madre gestazionale, quindi quello che l'ha portato in grembo, e mia moglie Vicky ha donato i suoi ovuli. Finora solo la madre biologica poteva essere registrata all'anagrafe, lasciando l'altra, la cosiddetta madre intenzionale, senza alcun diritto. Sono andata io da sola a poterlo registrare. È una cosa importante, esatto, che ci hanno fatto dichiarare il falso. Come è successo anche a Vicky Caruso e Maria Rita Bellaprima subito dopo la nascita a Catania del piccolo Samuele. Lo hanno raccontato nel corso di Sicilia 24 Focus di ieri. Al comune purtroppo chiaramente si trovavano sprovvisti di un foglio alla quale io dovevo firmare, perché io ho praticamente dichiarato il falso dicendo di essere stata una ragazza, una madre single. Una lacuna che la Consulta ha definito incostituzionale perché lesiva dell'identità del minore e del suo diritto ad avere una famiglia pienamente riconosciuta. Prima cosa succedeva? Una delle due madri doveva fare la richiesta di adozione? Sì, un'adozione che però non era l'adozione legittimante o piena, ma era la stepchild adoption. È la vittoria di una genitorialità fatta di amore, responsabilità condivisa e diritti finalmente riconosciuti.
Oggi a Giarre, in provincia di Catania, economia e politica nel corso di un workshop organizzato dalla diocesi di Acireale. A confronto imprenditori e istituzioni per proporre atti concreti che favoriscano lo sviluppo dell'isola. C'era per noi Simona Mazzone. Quando imprenditoria e politica si incontrano, nasce un workshop mirato a concretizzare nuove opportunità di sviluppo offerte dagli investimenti pubblici. Di questo si è parlato nella sala conferenze di Radice Pura a Giarre, grazie all'iniziativa promossa da Diocesi di Acireale e Fondazione Maria Barbagallo, nel corso dell'evento intitolato Territorio Ionico Etneo, visioni e prospettive. Accorciare le distanze tra la pubblica amministrazione e gli investimenti pubblici e le forze produttive affinché si rafforzi il tessuto lavorativo, che vuole fare sì che più giovani lavorino qui da noi. In una sala affollata da istituzioni, imprenditori e parte politica si è parlato anche degli interventi messi in atto dalla Regione siciliana. Il bando sulle strutture ricettive, 135 milioni messi a terra, a breve appunto uscirà il bando che servirà proprio alle imprese che operano nelle strutture, nel sistema della ricettività turistica. Un'altra cultura che si sta affermando, che è l'avocado. Faremo un'iniziativa a breve con la fiera di Rimini Mecchefruit per valorizzare questa cultura, e infine il tema dell'acqua. Giorno 9 giugno farò un incontro a Catania per illustrare tutte le iniziative che stiamo portando avanti per normalizzare e regolarizzare l'approvvigionamento idrico in agricoltura. Faremo un bando sulla digitalizzazione, faremo un bando sulla ricerca, faremo un bando sulle start-up innovative, sulla ricerca collaborativa. Insomma, stiamo mettendo avanti una serie di idee, di proposte, stiamo portando avanti 6 bandi in giunta. Parliamo di 1 miliardo e 400 milioni di euro che noi gestiremo come FESR, poi c'è un'altra fetta di FSC. L'occasione è stata propizia per instaurare anche un dialogo tra pubblico e privato, grazie alla presenza di numerose aziende radicate sul territorio. Al via da oggi al ponte del 2 giugno, favorito dal clima soleggiato e dalle buone previsioni meteorologiche. Tanti i turisti nell'isola, tutto esaurito sugli aliscafi per le isole Eolie. Francesco Trioli. Un ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo e di temperature estive. Ecco quello che ci aspetta per i prossimi giorni, e già oggi possiamo assistere ad una sorta di anticipo d'estate. Sole e caldo in generale in tutta la Sicilia, con temperatura intorno ai 23-26 gradi per la giornata odierna e venti che sono considerati deboli, con una leggera brezza di gregale che rende meno fastidioso il primo caldo. Le temperature poi aumenteranno nei prossimi giorni, un clima che favorirà anche le partenze in quello che è considerato un lungo ponte sino al 2 giugno e che per i messinesi si estenderà sino a martedì per la concomitanza con la festa della patrona della città. La Sicilia si conferma come una delle mete preferite, tanto che Palermo, dove all'aeroporto sono attesi 123.000 viaggiatori solo in questi giorni, Catania e la costa orientale dell'isola sono state inserite tra le 30 mete preferite dal portale di viaggi Olidu. Affollata Taormina, così come le isole Eolie, agli imbarchi dei traghetti di Messina il traffico però è stato regolare senza alcuna attesa, nonostante in mattinata, a causa di alcuni lavori al porto di Tremestieri, parte del traffico pesante è stato dirottato alla Rada San Francesco. Anche Trenitalia ha aumentato i collegamenti per raggiungere più facilmente alcune delle località turistiche più apprezzate. Da domani e fino al 28 settembre, nei giorni festivi, 10 i nuovi collegamenti fra Messina e Patti sulla linea Messina-Palermo. Ne facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con lo sport e tante belle notizie che riguardano la pallanuoto femminile. Vi aspettiamo. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso lo sport, la pallanuoto, arriva il 25esimo scudetto della storia, il 6º consecutivo per l'Equipe Orizzonte Catania che alla piscinanesima questo pomeriggio ha battuto 7-5 la SIS Roma in gara 3 della finale scudetto femminile. Una vittoria costruita sulla difesa che ha concesso davvero poco o nulla, basti pensare che il primo gol della SIS Roma è arrivato dopo ben 13 minuti, quando già Bettini, Viacava ed Endrius avevano
hanno portato avanti l'equipe Orizzonte. Strepitosa Condorelli che ha parato anche un rigore a Ranalli, oltre ad altri interventi decisivi. Si va alla fine del primo tempo con il 4-1 di Bettini. Nel terzo quarto le reti di Andrews e Bettini portano al massimo vantaggio di 6-1. A nulla è servito il tentativo di rimonta delle capitoline trascinate da Chiappini. Alla fine tutti in piscina per festeggiare il tricolore. Allora tanti auguri per questo nuovo successo all'equipe Orizzonte e adesso invece il basket sotto per tutta la gara. Trapani perde di un punto contro il Brescia nella gara 1 delle semifinali scudetto. Domani sera sempre a Trapani in programma gara 2. Franco Cammarasano. Esordio col piede sbagliato della Trapani Shark nella semifinale scudetto. Perde gara 1 ad opera di una Germani Brescia che ha sfoderato una partita perfetta, sotterrando subito Trapani con una gragnuola di canestri da 3, 12 in totale contro appena 5 dei Granata, fino a raggiungere un vantaggio di 17 punti, 33-50, a metà del secondo quarto, grazie soprattutto al trio Ivanovic-Bilan della Valle. Partita comunque avvincente perché Trapani ad inizio del terzo quarto si scrollava di dosso la tensione della prima frazione, imponeva un parziale di 12-0 e si portava sul 59-61. Brescia però rimaneva concentrata in difesa, impediva a Trapani di mettere il naso avanti con i canestri nel finale di Robinson ed alla fine vinceva di un amen, 92-93. Domani sera, sempre al Palashark, si giocherà gara 2 e stavolta ci vorrà un Trapani diverso se non vorrà compromettere la sua avventura nella semifinale scudetto. E adesso il calcio, il Catania, dopo i passi per provare ad acquisire Torre del Grifo e la definizione del ruolo di direttore generale, affronterà giorni importanti sul fronte dell'area tecnica. Ci dice tutto Marco Carli. Da una settimana all'altra il Catania sarà chiamato nella prossima a fare passi definitivi nel percorso di programmazione della stagione prossima. Già cominciato con il lavoro amministrativo legato all'iscrizione, prima ancora con l'offerta per Torre del Grifo e la scelta di Zarbano. Grelle e Toscano si incontreranno, non l'hanno fatto questa settimana e definiranno ulteriormente il progetto. La sensazione, come spesso riportato, è di una volontà reciproca di continuare insieme e di innalzare il livello per il terzo anno di C della società di Pelligra. Le garanzie su una squadra costruita per lottare per vincere. Toscano vuole provare a prendersi a Catania le stesse soddisfazioni che sono arrivate in altre piazze. Servono innesti mirati e serve riuscire a sfoltire l'organico per quei giocatori che non si vuole facciano più parte del progetto. La prossima settimana dovrebbe essere tutto più chiaro, compresa probabilmente la figura del direttore sportivo. Per quanto riguarda Faggiano, comunque smentite in modo netto le voci che l'hanno accostato al Modena. Anche in questo caso i prossimi giorni serviranno a dare un responso. Giugno è un mese importante. I successi della stagione che sta per iniziare dipendono anche dal buon lavoro svolto prima che la stessa stagione entri nel vivo. Ancora una pausa, ci rivediamo tra poco con le ultime notizie. Non ci sono aggiornamenti, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.